Ebbene amici, allora colleghiamoci in diretta da Sanremo con il nostro inviato Giuseppe Greco. A te Giuseppe. Ciao Roberta, ciao a tutti quanti voi dallo studio, qui un'area di festa, siamo al Festival di Sanremo, non poteva essere diversamente. Grazie intanto per quest'altro collegamento e iniziamo quindi subito. Posso partire raccontandovi un po' quello che doveva succedere oggi con il collegamento del TG che è saltato per problemi tecnici. In questo momento mi trovo di fronte alle mie spalle, vedete il Teatro Ariston, e sono insieme all'assessore del comune di Villa Piana, l'assessore Stefania Celeste, che è venuta qui in qualità di comune protagonista nella trasmissione televisiva L'Italia in vetrina, dove ha raccontato, anzi vi faccio dire da lei, insomma, com'è stata questa esperienza qui a Casa Sanremo 2020, raccontando il territorio proprio di Villa Piana. Stefania, com'è andata? Come hai vissuto quest'altra esperienza e soprattutto cosa state facendo in questo momento qui davanti al Teatro Ariston? Buonasera a tutti, bellissima esperienza. Questa mattina abbiamo fatto una bellissima diretta all'Italia in vetrina, dove abbiamo parlato di territorio, di Calabria, di prodotti, di artigiani, insomma tutto quanto di bello alla Calabria, e noi cerchiamo di promozionarlo. Villa Piana quest'anno primo anno di promozione della bandiera blu, per cui siamo stati qui ancora con più forza per promuovere le nostre spiagge, il nostro borgo e per invitare tutti a fare una bellissima vacanza a Villa Piana. Oltre a Villa Piana, qui a Casa Sanremo questa mattina abbiamo avuto i saluti dal comune di Paludi attraverso le istituzioni. Il parco archeologico è stato rappresentato con uno spot televisivo, ma anche Villa Piana oggi ha lanciato lo spot televisivo proprio legato a questo territorio. Sì, esatto, un bellissimo spot che parte dal borgo e dalla stupenda vista panoramica del borgo fa vedere insomma la costa fino alle rive del mare. È stato davvero emozionante e speriamo insomma abbia successo, noi ce la stiamo mettendo tutta. Senti, ho visto che in mano avevate una card, una tourist card, che cos'è? È questa. Villa Piana per questa iniziativa promozionale di Casa Sanremo sta omaggiando a tutti una tourist card, che sarà una carta che contiene promozioni, servizi, tantissime offerte per quanto riguarda hotel, strutture ricettive, B&B, ristoranti, quindi una card a servizio del turista che abbiamo realizzato proprio per Casa Sanremo. Quindi l'obiettivo qual è? Siamo venuti qui a Sanremo non a cantare con i comuni, con le istituzioni, ma a promuovere i territori calabresi e dire alla gente: venite in Calabria perché c'è tanto sole, tanto mare, tanta spiaggia dove trascorrere una bellissima vacanza di tutto relax. Ma adesso stacchiamo un attimo il collegamento con l'assessore Stefania Celeste, perché abbiamo li ho visti in giro, abbiamo tanti artisti che qui purtroppo non hanno la possibilità di entrare subito al Teatro Ariston, seppure sono tanto bravi. Ecco, non so se riuscite a vedere, abbiamo diversi artisti per strada, e questi sono artisti veri, sono quegli artisti che non hanno bisogno nemmeno di fare le prove. Cioè, lei chi è? Lei chi è? Pavarotti, il sosia. Pavarotti il sosia. Quindi Pavarotti sta bene, tutto a posto? Tutto a posto, sì. Lei sì, sta bene Pavarotti. Sì, faccio pure un po' d'eco se volete, insomma, per salutare gli amici. No, noi pensavamo che Pavarotti non c'era proprio più. No, invece c'è Pavarotti al festival, c'è. Un pezzettino l'eco che faceva lui. Aspetta, te l'ho detto, non hanno bisogno di prove. Aspetta. Proprio per questo, cari amici che ci state seguendo in diretta, fra l'altro dal Teatro Ariston, io mi sono avvalso della collaborazione di Gianni Testa, un vocal coach d'eccezione. Eccolo qui, Gianni Testa. Ciao Gianni, come stai? Buon pomeriggio, benissimo. Abbiamo il sole in faccia, come possiamo stare? Allora, Gianni, adesso mi devi fare una cortesia, Gianni, visto che questi sono artisti veri, sono quegli artisti che non hanno bisogno di fare le prove, sono artisti che questi vanno subito così in diretta, vedi, come da noi, l'abbiamo appena affermato, avevamo preparato questa cosa. Niente. Ci siamo mai conosciuti io e lei? Mai conosciuto. Mai, piacere Pavarotti. Giuseppe Greco, molto lieto. Il nostro commissario, lui adesso farà una selezione in diretta qui davanti al Teatro Ariston e dopo andremo da quella parte a dirgli: avete lasciato fuori un grande artista, d'accordo? D'accordo. Allora, che pezzo vuole far ascoltare ai nostri amici da casa? Beh, un pezzo
che sta nella canzone, però è stata eliminata. Due baci a Sanremo. Due baci a Sanremo, quindi Eliminata nel corso della strada. Però io posso cantarla un pezzettino, insomma. vabbè, quello che poi mi faccia anche Pavarotti però, Però è arrivato anche l'altro commissario, Niente poco di meno di Vittorio Descalzi. Abbiamo anche Vittorio Descalzi, davvero, non ci posso credere. Venga Vittorio, tanto qui è il bello della diretta, venga. Venga. Attenzione senza dare allora abbiamo due giudici, allora facciamo proprio come se fossimo al festival insieme. Allora, lei da questa parte, i due giudici da quest'altra parte. Allora, il nome ha detto? Il nome è Gaetano Macera. Gaetano Macera. Macera. Allora, signori e signori, in diretta da Sanremo, dirige l'orchestra, il pubblico qui presente, canta a cappella il signor Gaetano Macera. Prego, e poi i commissari danno il voto, Due baci a Sanremo, ricordo come sogno l'abbraccio di Sofì, ancora mi vergogno di quel che lei mi offrì, amore a primo bacio ma poi rifinì, rimane solo cacio del vino e poi finì. Applausi ragazzi, chiedo al nostro operatore di riprendere gli applausi veri, ecco, applausi per questo grande artista, ecco, che quest'anno non è entrato al Festival di Sanremo, ma insomma Vittorio, per entrare al festival che cosa bisogna fare? Bisogna essere fortissimi come lui, sicuramente. Lui ha le carte in regola per entrare. Certo, non come tanti che magari si impegnano, ad esempio vediamo dei principianti lì da quella parte, anche con i pass, con i collarini. Venite un attimo, scusate, venite da questa parte. Chi siete voi? Chi siete? Allora, io mi chiamo Vito Iacoviello e sono il frontman della band Ania. Cioè, il frontman, ma a chi la vogliamo raccontare, dai? E lei è la mia bassista. Laura Candela, eccoci. Laura Candela. Allora, signori commissari, gentilmente, ecco, cerchiamo di non fare ombra sui commissari. Cioè, allora, lì abbiamo un artista vero, un artista che non ha bisogno di fare prove, un artista che subito sarebbe entrato al festival, non ha il pass. Qui abbiamo delle persone che si reputano degli artisti, giusto? Sì. Sì, si reputano degli artisti, sì, giusto? Guarda, noi in realtà siamo venuti qua per fare delle passeggiate, tutto qua. Però cantate, cosa fate di bello? Io ho detto ammiro il sole, che facciamo qua? Tempo proviamo. Vedete, questi fanno prove. Allora, signori commissari, vogliamo ascoltarli? Gianni, cosa ne pensi? Direi di sì, altrimenti come facciamo a giudicare? Allora, a cappella anche voi, pronti? Signore e signori, siamo sempre al Teatro Ariston, altri artisti d'eccezione sono arrivati da Roma. Da Roma, pensate un po', da Roma, chi ve l'ha fatta fare? Cioè, avete speso soldi di viaggi. Vabbè, immagino. Vabbè. Beh, ecco, lei è arrivata a cavallo, bravissima, impatto ecologico zero, quindi brava, complimenti. Allora, siete pronti ragazzi? È la vostra grande occasione per provare a rientrare al festival. 3, 2, 1, dirige l'orchestra sempre il pubblico qui presente. Abbiamo anche un chitarrista, che sei tu? C'hai la chitarra, che c'hai dietro? Vieni qua nel bello della diretta, vieni, come ti chiami? Mattia, prendi la chitarra, Mattia, vai, mettiti qua, no? Non imballare la chitarra, non imballare la telecamera più che la chitarra. Allora, siamo pronti? Facciamo prima un pezzo, Giudichiamo, sì, anche la parte strumentale. Voi non state insieme, giusto? Non vi siete mai conosciuti? ma ci siamo conosciuti poco fa, diciamo. Poco fa, quindi non avete mai suonato insieme? Mai suonato. No, datevi la mano, ci presentiamo adesso, questo è anche il bello del Festival di Sanremo, cari amici, socializzazione, aggregazione, la musica ci permette anche tutto questo, resta sempre il fatto che loro saranno sicuramente meno intonati del signor Gaetano. Venga signor Gaetano, qui c'è una sfida in diretta, vocal coach, mi raccomando, Vittorio, ci tengo tantissimo al vostro giudizio. In inglese o in italiano? No, in italiano, cos'è sto inglese? Festival della canzone italiana e già mi canta in inglese, bocciato, via, forza, fuori, il primo è andato. Poi chi canta del gruppo? Lui, per forza, deve rientra, non possiamo fare a meno. Avete visto cosa significa essere un gruppo? Bisogna andare sempre tutti d'accordo, se no dopo succede anche questo. Vai, pronti? 3, 2, 1. Prendimi le mani e dimmi che non basta, perché vuoi pure l'anima e la mia testa. E chiudi gli occhi, sono troppo luminosi. Non so se siamo sognatori oppure illusi. Vuoi essere al centro di tutti i pensieri miei. Siamo al centro di un amore
che mi fa sentire bene come fuoco in mezzo al mare. Arriva un temporale, siamo al centro di un amore che mi fa sentire bene, che mi fa sentire male, che mi fa sentire bene, che mi fa sentire bene. Yes. Ragazzi, qui stavamo scherzando perché questi sono dei veri professionisti, facciamogli un applauso a questi ragazzi, facciamogli un bel applauso. Gianni, vieni un attimo, chi sono? Presentiamoli un attimo, chi è questo gruppo? Loro sono gli Ania e sono 20esimi in classifica Indipendente Italia in questo momento, quindi sono appena sotto Renato Zero. Vittorio, che dire di questi ragazzi? Facciamogli una bella promozione stavolta e non... Dirlo sul serio stavolta. Sì, stavolta sul serio. Sono forti, hanno anche un pezzo molto, molto giusto. Ci stavano bene a questo festival. Ci stavano bene a questo festival, ma tanti ci stavano bene. Il problema è che sono sempre quei 24 che giustamente devono, no? Beh, noi ne abbiamo giudicato 750 per sceglierne 2, quelli che sono al festival. Beh, però comunque al festival poi sempre quelli devono cantare, quindi in Italia ce ne sono tanti artisti che magari non passano, non tutti, come dire, perché... Per merito vuoi dire? Per merito, bravo. No, però è questione anche di circostanze. Quando le cose si sincronizzano, allora tutto va dritto e va bene. Probabilmente loro avranno una loro opportunità. Dai, glielo auguriamo, quindi... Ogni tanto devono allinearsi i pianeti, no? Giusto, dici bene Gianni. Adesso è arrivato il momento però della votazione, cari amici, è come a tutte le cose, quindi adesso dobbiamo votare se Gaetano entrerà al festival o gli Ania entreranno al festival. Prossimo festival naturalmente, questo ormai Gaetano, siamo d'accordo, non è che poi... Allora, votiamo, signori commissari si stanno parlando tra di loro, stanno decidendo. Scelta già fatta, siamo pronti? Allora, chi è passato? Gaetano. Applausi per Gaetano. Gaetano, complimenti Gaetano. Vieni Gaetano, concludi con un bel pezzo Gaetano, aspetta. Gaetano, profumo di fiori, profumo di musica, profumi di mimose, adesso concludiamo con un profumo di musica, con una bella canzone, vai Gaetano. Allora, un altro pegno. Pavarotti mi devi fare, Pavarotti. Sì. Un altro pegno ancora richiederò, tra i fiori dell'aurora, Sofì ti bacerò. Sanremo profumo di musica, Sanremo profumo d'amore, Sanremo profumo d'amore! Grazie a tutti! Grazie. È fatta, no signori vigili, tranquilli, no, stavamo giusto scherzando, no, tutto sotto controllo. Grazie, per il prossimo anno Gaetano ti vedremo al festival, bravo, complimenti. Speriamo di rivederci con il signor Gaetano. Il chitarrista, adesso è arrivato il momento del nostro giovane chitarrista, eccolo qui. Allora, da quanto tempo suoni la chitarra? Da una vita, da quando avevo 12 anni. Gianni, suonare la chitarra è qui, aspetta, insieme. Mi suggeriscono in diretta che cosa? Iannacci? Secondo Iannacci. No, ce n'è già un altro. Ce n'è un altro e quindi sono 3. Va bene, allora prendi la chitarra, abbiamo il commissario qui di fronte, adesso ti farà una selezione in diretta. Vai, pronto? Pronto cosa? Vai, questa guarda, facciamo come i vecchi tempi, questa la mettiamo qua, se volete buttate pure 2 monetine, non c'è problema, accettiamo tutto così, eccolo qua, vai, eccolo qua, siamo pronti. Comunque mi avete beccato sicuramente anche in strada, ho suonato tutta la mattina in strada e voi eravate ai piani alti, giusto? Hai raccolto qualcosa? Qualcosina, dai. Dai, continuiamo allora, vai. Allora, vi faccio una del mio secondo album, il mio ultimo giorno di prigione. Il mio ultimo giorno di prigione. Mi hanno portato in cella con 2 braccialetti ai polsi. Niente male, considerando la mia ultima casa. All'ufficio matricole il corvo mi ha suggerito di pugnalare l'orologio. Qui gli orari non li detta il tempo. Giorno 10, il mio ultimo giorno di prigione. Oggi
Oggi un algerino è inciampato sulle mani di un secondino ed è finito in infermeria. Qua dentro una palestra dove ti premiano se coltivi calle le ginocchia e i nodi alla lingua. E la notte ti assale con la lama dei rimorsi. Il treno sta per partire sul binario dei ricordi e la mente risale alle note di un amore che ridona una forma alla mia vita in minore. Giorno 1000, il mio ultimo giorno di prigione. Oggi l'Aquila Nera mi ha fatto firmare i fogli di un tribunale che ha usato il mio passato per garantire il mio futuro. Ogni giorno ci ritroviamo colpevoli del più inutile dei delitti: ammazzare il tempo. Giorno 3000, il mio ultimo giorno di prigione. Dallo spioncino del blindo vedo un ragazzo nuovo, vestito dei suoi sbagli, accompagnato nella sua nuova casa. Non riesco ad avere neanche un po' di pena per lui. Probabilmente perché ormai non basta più neanche per me, ergastolano di 48 anni. E ogni giorno è un giorno e tanto basta la sua noia. Per ogni litro di tristezza una goccia di gioia. Per ogni grammo di colpa un chilo di destino. E quella buca profonda lungo il mio cammino. La mia morte, il mio ultimo giorno di prigione. Bravo, un applauso. Vittorio, cosa ne pensi? Bravo, anche lui poteva presentarsi, li avremmo giudicato per andare al festival, no? Beh, noi... Hai scritto tu questa canzone? Testo e musica, bravo. Cosa fai? Ho fatto un po' di concerti nelle carceri in Italia e quindi niente, mi ha varie storie, vari racconti anche di altri detenuti che erano dentro. Ho voluto, diciamo, fargli onore così con una canzone. Bravo, complimenti per quello che hai fatto. Allora, visto che noi siamo... Contro di lei o contro... Sì, contro l'altra artista. Allora, abbiamo Mattia Bonetti va contro... Come ti chiami? Cosa sì? Gypsy Fiorucci. Gypsy Fiorucci. Cosa fai tu qui a Sanremo, Gypsy? Vieni da questa parte, vieni. Io sono una cantautrice che sto promuovendo il mio disco che è uscito a dicembre, il 10 dicembre. Ah, che bello. La discografica Saluca Sound di Bologna. Benissimo, benissimo. Senti, e noi qui stiamo raccogliendo talenti per strada, stiamo ascoltando un po' belle voci, stiamo ascoltando tanta buona musica. Ma io non so che devo fare. Un pezzetto... La persona che stavate cercando. Sì, un pezzetto a cappella, 10 secondi del tuo brano, vai. Siamo pronti e siamo anche in diretta. Quando vuoi. Specchi di luce, onde del mare, specchi di luce, stelle la notte dentro di me. Brava, complimenti. L'applauso anche qui del pubblico davanti al Teatro Ariston. Rimani pure qui perché abbiamo una terza candidata a farci ascoltare la sua voce. Vieni velocemente e poi vediamo se possiamo già fargli fare una serata in Calabria, perché li porteremo anche in Calabria, sul mare. Stefania, tu li stai ascoltando dall'altra parte, quindi un po' come la scuderia del grande zio Gerry. Allora, cosa fai a Sanremo? Io sono Chiara, sono qua a Sanremo per seguire il festival e poi ho dei parenti qua a Sanremo e poi a me piace cantare, mi piace cantare da un paio di anni che mi piace cantare, io mi sfogo proprio sul canto, come hobby canto e canto anche nel coro di Grugliasco, della chiesa di Grugliasco, San Cassiano. Bravissima, allora facci sentire un pezzetto a cappella di una tua canzone preferita, vediamo poi Freight Recchi l'anno prossimo. Modà e ne canto un pezzettino. Benissimo, un pezzetto dei Modà, amici di Ten che ci state seguendo, siamo in diretta ancora dal Teatro Ariston, davanti al Teatro Ariston di Sanremo. In questo momento vi facciamo ascoltare la prossima voce che canterà al festival. Come abbiamo detto che ti chiami Chiara. Chiara. Vai. Ciao,
semplicemente ciao. Difficile trovare. Ah, ciao, no, stavo salutando, è la canzone. Ciao, vai, bella voce, vai Chiara. Difficile trovare parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore. Lascerò tra le braccia il mio colore, con la forza del colore e l'aria, senza guardarla, azzurro come te, come il cielo è il mare, e giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai provare. Brava Chiara, sentiamo l'applauso anche di Chiara. Chiara, allora, dove sono i nostri commissari? Gianni, ecco, valutazione velocissima per i nostri 3 candidati, ecco, venite da questa parte perché poi siamo in chiusura, dobbiamo chiudere. Allora, Gianni, chi portiamo fra loro 3 insieme a Vittorio? Vittorio, tu non vuoi responsabilità su questa, la scelta qua è difficile, qui è difficile. La patata bollente resta a me. Gianni, tu che di patate bollenti con tanti concorsi e festival, quanti ragazzi hai scrutinato nella tua vita? Di la verità. Ma io penso che sono forse sono i 50-70 mila. Bene, quante volte ti è dispiaciuto però fare una scelta piuttosto... Avresti voluto farne... La verità è sempre. Un'altra. È sempre, la scelta è sempre difficile perché la musica è armonia e condivisione. La gara, la competizione fanno parte di un meccanismo mediatico, però la musica è condivisione, quindi le gare dovrebbero essere solo quelle sportive. Dici bene, a volte poi ci dispiace perché magari, ecco, come lei ha un sogno nel cassetto. Sono giovane, canto molto a casa, quando sono da sola canto. Brava. Con la radio, la chiavetta, tutto, con i CD canto. Brava. E poi canto anche nel coro, faccio anche parte del coro da 2 anni. Brava, l'abbiamo detto, quindi stai tranquilla che questa cosa non influenzerà più ormai i nostri giudici, li portiamo tutti, che dite? Però Gaetano è troppo forte. Gaetano, resta sempre Gaetano. È lui. È inutile, cioè. E allora, ragazzi, vabbè, portiamoli, dai. Facciamo i bravi oggi. Portiamoli tutti stavolta. Se Amadeus ci... Sì, andiamo a chiamarlo, andiamo a parlare un attimo con Amadeus. Gianni, andiamo un attimo da lui. Allora, amici di Ten, noi vi dobbiamo lasciare direttamente dalla splendida piazza qui di Sanremo, alle nostre spalle, come dicevo, il Teatro Ariston. Vediamo se ci fanno passare un attimo, andiamo da Amadeus e portiamo quest'altri ragazzi. Male proprio che va, organizziamo una bella rimpatriata tutti in Calabria, li facciamo cantare in una nostra piazza. Che dite? Assolutamente sì, abbiamo giocato finora, siamo contenti di questo gioco, siamo stati felicissimi di prestarci, no? Fai tu una presentazione seria a Vittorio, dai. Ma che devo dire? Cioè, vai. tanto c'è lei che lo sa. Signori, ha scritto qualunque cosa, ha scritto per chiunque, da Mina a Ornella Vanoni, ai New Trolls, perché a Onna Oxa, c'è la discografia italiana messa... vivente. Abbiamo avuto la discografia italiana più importante qui vicino a noi, cari amici di Ten, anche internazionale, dici bene, ma adesso vi dobbiamo lasciare perché so che dobbiamo chiudere il collegamento, ne riparleremo prossimamente, sempre qui in diretta da Sanremo. Vittorio Ciao amici! Descalzi, non abbiamo detto, la discografia internazionale Vittorio Descalzi. Ciao amici!